Allora, vediamo dove possiamo posizionare il nostro casino. Vediamo un po', il nostro casino deve essere posizionato in una zona dove i turisti ovviamente hanno la possibilità di ottenere, quindi dove ovviamente i nostri negozi hanno la possibilità di ottenere vantaggio. Allora, il nostro casino, vediamo di posizionarlo da questa parte, ok, vediamo un po', molto bene, perfetto, vediamo, abbiamo 3.000 dollari, sostituiamo questa piccola stradina, molto bene, con un viale a media densità, eccolo qua, abbiamo abbastanza soldi per farlo, ok, perché nel momento in cui noi avremo la possibilità di costruire il nostro tram, collocheremo la stazione del tram per esempio da questa parte, il tram farà attraversare ai nostri turisti tutto l'intero tratto di mare e li porterà in questa zona, li farà scendere nelle fermate adeguate e non quindi comprometterà il nostro traffico. Allora, in seguito vedremo di collocare anche un nuovo viale a media densità da questa parte. Allora, innanzitutto il nostro, come dire, il nostro municipio ha qualche problema, vediamo cosa succede. Allora, con 2500 residenti saremo finalmente considerati una piccola città e ti regalo 5.000 dollari se farai questo. Perfetto, innanzitutto abbiamo delle nuove residenze, questa zona vediamo di convertirla tutta nella media densità, vediamo di aumentare, di mettere un altro parco da questa parte, perfetto, vediamo di collocare anche qualche altro miglioramento in senso longitudinale, mettiamo anche qualche piccolo laghetto, perfetto, accompagnato da un altro bel, come dire, da un altro bel parco con vialetto piccolo, perfetto, ovviamente, anzi no, limiteremo quindi l'espansione di queste case, quindi meglio distruggere una casa che limitare la sua espansione. Vediamo di metterlo proprio da questa parte. Ok, vediamo come sta andando, l'intera zona si sta evolvendo, perfetto, abbiamo qualche problema, mi sa, di espansione, vediamo se è vero. Domanda industriale alta, vediamo come vanno le nostre industrie, ne abbiamo diverse da queste parti, vediamo di metterne anche qualche altra qui fuori, perfetto, vediamo di realizzare il tutto al massimo, vediamo se metteranno, come dire, le radici, le nostre nuove industrie, perfetto, a breve lo dovranno fare. Vi ricordo che dobbiamo attirare nuovi turisti nella nostra città, quindi dovremo sfruttare al massimo anche la nostra rete ferroviaria, adesso vedremo di farlo. Allora, mi sa che la nostra nuova zona, ecco, perfetto, già stanno impiantando delle nuove industrie, perfetto, sta andando tutta alla grande, credevo che non partissero i lavori, invece ce l'hanno fatta. Vediamo come va la nostra casa da gioco. Allora, vediamo di collocare innanzitutto un bel cartellino per far capire che qui intorno c'è un casino. Allora, nel casino abbiamo diverse possibilità per la sua espansione. Allora, abbiamo il cartello delle luci del casino che attira necessariamente turisti a basso reddito, come dire, ma anche a medio reddito, dipende dal cartello che abbiamo intenzione di posizionare. Per adesso io mi concentrerei su un cartello che attiri persone di un reddito diverso come medio e basso reddito. Perfetto, guardate un po' che figo, eccolo qua, vediamo un po' Loud Hand Casino. Vediamo un po', collochiamo anche delle camere economiche perché ovviamente i turisti hanno bisogno di essere accompagnati da un ottimo letto, quindi gli alloggi essenziali per turisti non molto esigenti, i turisti alloggeranno e il giorno dopo potranno spendere tutti i simolon rimasti. Allora, collochiamolo proprio da questa parte, vediamo, anzi no, collochiamolo proprio qui dietro, molto bene, anzi, vediamo di metterlo qui per adesso, per evitare di non limitare i nostri commercianti proprio dietro. Mettiamo anche una bella sezione per le slot machine elettroniche proprio per spellare tutti i nostri polli, molto bene, e per adesso può bastare così, molto bene. Allora, adesso arriveranno sempre nuovi turisti nella nostra piccola città, dovremo costruire al più presto il Ministero dei Trasporti proprio nel nostro nuovo municipio. Innanzitutto vediamo di espandere la nostra nuova zona residenziale. Allora, collochiamo, come dire, vediamo un po', in questa parte di mappa potremmo aggiungere magari una nuova, come dire, una nuova zona, un viale a media densità. Anzi, io direi di costruire innanzitutto delle residenze fino a questo punto e soprattutto superare la nostra zona industriale proprio da questa parte. Perfetto, allora vediamo innanzitutto abbiamo dei soldini disponibili, creiamo una nuova zona residenziale, perfetto, collochiamo una bella linea divisoria, perfetto, collocheremo residenze fino a questa parte, prendiamo appunto il nostro strumento delle strade tortuose, creiamo una bella curva, perfetto, accompagniamo tutta la nostra costa, seguiamo quindi, oh dannazione, vediamo di eliminare un attimino le guide, perfetto. Andiamo, perfetto, perfetto. Ok, vediamo di effettuare questo bel giretto. Molto bene, vediamo di raggiungere questa parte. Ok, allora, vediamo un po' che cosa sta succedendo. Miglioriamo questa piccola strada non asfaltata in media densità per evitare che qualche macchina inizi a slittare e vada a finire direttamente nel lago. Molto bene. In questa zona vedremo di aggiungere delle case. Perfetto. Oh, allora, vediamo di eliminare questa piccola imperfezione. Allora, in questa zona che ho lasciato libera, ovviamente l'ho lasciata senza alcuna residenza, senza alcuna particolare costruzione, perché sarà dedicata interamente, come dire, alla nostra clinica, che ovviamente
ne avremo bisogno. Oppure non sono molto sicuro, potrei creare anche in questa zona un piccolo ospedale, qualcosa del genere, anche se questa zona la vorrei dedicare al deposito per le nostre navette. 25.000 dollari, molto bene. Vi ricordo che la nostra città è legata interamente alla nostra capacità di gestire il traffico, ma soprattutto alla nostra capacità di tenere a bada i Lupin. Quindi io direi di mettere una bella scrivania per il nostro Zenigata, in modo tale che tutta l'attività criminale che si sta svolgendo per adesso nella zona nella casa da gioco venga necessariamente limitata, perché vi ricordo che i turisti che ovviamente perdono alla casa da gioco ovviamente vogliono riprendersi i soldi, quindi cercano di derubare tutta l'intera zona commerciale che abbiamo qui intorno. Quindi un ottimo Zenigata proprio posizionato in questa zona, potete vedere c'è addirittura il promontorio che ci permette di aggiungere le particolari celle, ci permetterà quindi di aggiudicarci quindi un certo vantaggio. Ci mancano solo 1.000 dollari, anzi 500 dollari. Allora vediamo che cosa succede. Affluenza dei turisti minima, ovviamente ancora non abbiamo grandi capacità. Vediamo i turisti da dove vengono, una grande quantità di turisti, vediamo quanti ne abbiamo al giorno. 182, non è una grande perdita, però dobbiamo fare di meglio. Allora vediamo un po', per adesso abbiamo 4.000 dollari provenienti dalle nostre tasse. Cosa c'è qui? Vediamo un po'. Allora, generic milk, faranno del latte generico. Ah, sindaco Ed, io sono felice di vederti. Ah, pensa a tutti i terribili delitti e agli orrendi crimini che commetteremo. Ovviamente questo è il braccio destro del dottor V e il suo compito è quello di farci posizionare la sua bella torre. Innanzitutto il nostro primo compito è quello di eliminare quindi il problema come dire, il problema della criminalità. Quindi vediamo un po' innanzitutto di collocare la nostra nuova stazione di polizia. Adesso probabilmente dovremo incassare i primi soldini. Vediamo un po', anzi la nostra stazione possiamo metterla proprio da questa parte. Allora, il nuovo Zenigata è arrivato, sono arrivate 2 auto della polizia, quella del sergente Ingrassi e quella di Zorro. Perfetto, saranno fondamentali per ricoprire la nostra città da questa parte. Bene, vediamo come sta andando per quanto riguarda l'acqua. Mi sa che ci sarà qualche problema a breve. No, perfetto, sta andando tutto alla grande. Allora, vediamo un po' quello che possiamo fare. Mi sa che ho lasciato questa piccola zona un pochino da parte, dobbiamo sfruttare tutto il nostro spazio al massimo. Vediamo di eliminare un attimino questa parte. Mi dispiace cittadini, dovete un attimo andare a vivere in una bella tendopoli. Raggiungiamo la nostra massima espansione da questa parte, perfetto. Ok, aggiungiamo finalmente un'altra zona residenziale, molto bene. Allora, vediamo cosa sta accadendo. Aumentiamo un attimino la nostra velocità. Ci sono dei problemi di incendi, piccolo incendio, la casettina, vediamo un po' la residenza Manzoni, maledizione, un bel poeta abbiamo ammazzato qua dentro. Vediamo, dobbiamo necessariamente spegnere questo fuoco, ma non abbiamo i soldi necessari. Oh, dobbiamo fare presto, maledizione, guardate un po' il camino, probabilmente non riuscirà più a tenere il tutto. L'incendio al piano superiore, dannazione, e mi sa che dovrete spegnerlo da voi. Ne avete un po' di acqua, maledizione, hanno addirittura la torre idrica da queste parti. Allora, innanzitutto dobbiamo ridurre questo incendio perché potrebbe essere fatale, potrebbe contagiare tutta l'intera città. Allora, innanzitutto abbiamo 2000 persone, perfetto, continuano ad arrivarne altre. Molto bene, e adesso dovremo continuare nella realizzazione della nostra città proprio da questa parte. L'impianto commerciale sta andando bene, però dobbiamo decidere anche una zona per la nostra produzione, come dire, di energia. La nostra centrale eolica non vivrà molto a lungo, quindi dobbiamo capire più o meno dove posizionare la nostra nuova fonte di energia. Io direi di posizionarla nettamente da questa parte, ovvero vicino alla nostra nuova come dire, proprio in questa zona, vicino alla nostra zona industriale. Vediamo un po' che cosa succede. Hanno bisogno di luoghi dove inviare merci, mi sa. Vediamo un po' se è vero. Eccolo qua, ci servono dei posti dove inviare delle merci. Allora, per adesso andremo a collocare un piccolo magazzino commerciale proprio da questa parte, in modo tale da accontentare appunto le nostre fabbriche. Perfetto. E in seguito vedremo di aggiungere la nostra torre del dottor Q. Allora, molto bene, abbiamo per adesso perso qualcosa per quanto riguarda il nostro bilancio, però ovviamente dobbiamo espandere la nostra possibilità. Vediamo di di effettuare un bel prestito, una bella obbligazione di 25.000 dollari, perfetto, e vediamo più o meno di come andare avanti nella nostra produzione. Allora, vediamo di posizionare una bella strada proprio da questa parte. La nostra nuova zona il nostro nuovo viale a media densità dovrebbe passare appunto da questa parte. Eccolo qui, questo è proprio quello che voglio fare, portare da questa parte tutta l'intera popolazione. Vediamo un po', dobbiamo calcolare bene i tempi. Allora, innanzitutto iniziamo a costruire una piccola strada proprio da questa parte. Vediamo, dobbiamo affrontare anche la nostra costa, dobbiamo giocare lo stesso ruolo che ha effettuato il nostro ambiente, quindi attenti a come posizioniamo le strade. Ok, raggiungi 2500 residenti, perfetto, andiamo avanti. Ok, allora, vediamo di continuare. Molto bene, perfetto. Allora, continuiamo ad avanzare, ovviamente questa zona terminerà qui. Perfetto, e la nostra, come dire, la nostra nuova strada che andremo a collocare da questa parte
unirà ovviamente questa nuova zona. Per adesso vediamo di aggiungere un piccolo ponticello, anzi vediamo di raggiungere da questa parte la nostra nuova zona residenziale, anzi vediamo se possiamo avanzare proprio in maniera dritta, vediamo da questa parte, perfetto, abbiamo ottenuto il collegamento. Questa nuova zona sarà interamente residenziale, vediamo un po', ok, abbiamo bisogno di lavoratori, è proprio quello che ci serve. Ok, vediamo se possiamo aumentare la nostra capacità all'interno della nostra cittadina, avanti, venite ragazzi, vediamo se possiamo effettuare un bel ponticello, vediamo se possiamo costruirlo, maledizione. Deve essere davvero una cosa troppo figa se riuscissimo a fare una cosa del genere, pendenza stradale troppo ripida, maledizione. Vediamo, mi sa che dobbiamo sacrificare una piccola industria, dannazione. Innanzitutto aumentiamo la velocità, vediamo che cosa succede. Ok, vediamo finalmente 21.000 dollari, ecco i nostri cari turisti che vengono a spendere 65 dollari, anzi 65, 67 anche turisti con reddito basso. Ok, allora, vediamo un po' che cosa possiamo fare. C'è tutta questa zona inutilizzata per quanto riguarda il nostro turismo. Allora, vediamo che cosa possiamo fare. Un altro bel viale da questa parte potrebbe essere un'ottima idea, anzi dannazione, vediamo di aggiungere una piccola strada, vediamo così, ok, sfruttiamo la nostra pendenza. Anzi, io in questa zona la lascerei libera, anzi, io lascerei, vediamo un po', diamo un'occhiata alla nostra sezione delle barche. Dannazione, ancora non abbiamo la possibilità di posizionare il nostro terminal traghetti. Il terminal traghetti ci conduce... ci dà la possibilità di unirci a tutte le altre città tramite il nostro principale fiume, Rai, mi pare che si chiamasse, e quindi possiamo collocarlo magari in una zona di questo tipo per continuare ad aumentare la nostra possibilità di attirare turisti. Quindi questa zona possiamo dedicarla interamente alla nostra, come dire, alla nostra sezione commerciale. Andiamo avanti, ok, dobbiamo andare nella maniera adeguata in questa zona, vediamo un po', dannazione, vediamo di unirci alla nostra strada, ok, perfetto, vediamo di aggiungere qualche altra zona commerciale, ok. Allora, vediamo che cosa succede nella nostra piccola centrale eolica. Stiamo fornendo energia alla città, siamo per adesso su un surplus, maledizione! Guardate un po' degli incendi, proprio 2 edifici bruciati al giorno, maledizione, potete vedere come è scoppiato un vero e proprio incendio nella nostra città. Allora, dobbiamo creare interamente una stazione, come dire, dei pompieri, magari in una zona meno trafficata, possiamo collocarlo da questa parte, ok amici miei, vedete di spegnere questo fuoco immediatamente, collochiamo per sicurezza anche un allarme antincendio, per svegliare immediatamente i nostri cari ragazzoni. Ok, dobbiamo eliminare questi dannati incendi, vediamo dove sono, maledizione. Non è che colpiscono direttamente la nostra casa da gioco, che è l'unica fonte di guadagno per adesso. Dimenticavo la spazzatura in eccesso, ci saranno montagne di rifiuti e montagne di insetti. Allora, vediamo dove collocarla. Io direi la nostra zona di discarica, possiamo collocarla magari in una zona molto lontana dalla nostra cittadina. Vediamo un po', ovviamente... dobbiamo metterla in una zona che sia adeguata. Allora, vediamo un po' che cosa possiamo fare. Qui abbiamo uno spazio molto limitato, ovviamente già le merci stanno per essere spedite nel nostro magazzino commerciale. Vediamo un po', ovviamente questa zona è inutilizzabile. Vediamo, forse mi è venuta una piccola idea. Eliminiamo questa piccola strada per adesso, perfetto, ok, vediamo di aggiungere una nuova discarica proprio da questa parte, limitando quindi le nostre fabbriche in maniera decisiva, perfetto. Ovviamente abbiamo, come dire, scontentato la maggior parte delle persone che si ritrovavano da questa parte. Vediamo di aggiungere una bella, come dire, una bella stradina, proprio così, dannazione, anzi vediamo un po', pensiamo un attimino come fare, maledizione. Innanzitutto io direi di collocare una bella zona di discarica, vediamo un po' dove possiamo farla, vediamo se possiamo aggiungerla proprio da questa parte, ok, e anche un bel inceneritore per iniziare a bruciare questi dannati rifiuti. Ok, ovviamente possiamo adesso capire più o meno come posizionare questa nuova zona. Intanto vediamo di eliminarla nuovamente, non avevo fatto caso al problema della spazzatura, dobbiamo stare attenti quindi a questa nuova zona. Allora, vediamo più o meno che cosa possiamo fare, maledizione. Questa zona sarà dedicata interamente all'acqua, perfetto. Ci sono ancora delle case da questa parte, maledizione. Anzi, io direi, visto che abbiamo tantissima acqua, vediamo un po'. Ok, abbiamo tanta acqua, quindi magari possiamo utilizzare anche questa zona per la raccolta dell'acqua, o addirittura questo piccolo promontorio da questa parte, che non andrebbe a inquinare appunto nulla, e la nostra discarica potremmo trasferirla proprio da questa parte per evitare qualsiasi altro tipo di problema inerente alla salute dei nostri poveri cittadini. Allora, è stato deciso, cancelliamo definitivamente la nostra discarica, è stato un piccolo errore, però con una città con queste piccole dimensioni dobbiamo capire quello che dobbiamo fare. Allora, vediamo innanzitutto di collocare una piccola strada, vediamo, anzi, vediamo di metterla proprio da questa parte, ok, vediamo di metterla proprio così, perfetto. Ok, la nostra discarica verrà collocata proprio in questa zona, molto bene. Vediamo di collegare il tutto con una bella stradina, ok, andiamo avanti.
vediamo di portare la nostra strada proprio da questa parte, perfetto, e aggiungiamo un altro bel ponticello alla nostra strada. Ok, il problema dei rifiuti adesso sarà ridotto in maniera sostanziosa, quindi ricollochiamo nuovamente altre fabbriche in questa zona, perfetto, molto bene, vediamo di collocarle. Ovviamente i nostri rifiuti verranno bruciati, verranno inviati da quella parte, ovviamente non ci sarà nessun alleato che si ritroverà in questa zona, quindi ovviamente i rifiuti tossici, quindi come dire, i materiali nocivi verranno bruciati dall'altra parte. Vediamo se i nostri cari pompieri hanno eliminato tutti gli incendi, causa edificio in fiamme, vediamo di fare un po' di pulizia in questa zona, ok? Avanti ragazzi, dateci dentro, vediamo di eliminare il tutto, mi sa che c'è un altro edificio ancora bruciato, vediamo da questa parte, maledizione di questi incendi dolosi, qualcuno si sarà divertito a fare il piromane. Allora, perfetto, abbiamo collocato la nostra discarica da questa parte, molto bene, anzi potrebbe essere anche un'ottima idea basare la nostra industria, la nostra energia sul, come dire, sul nucleare, visto che abbiamo grandi quantità d'acqua, potrebbe essere anche un'ottima idea. Vedremo più avanti come si evolverà la nostra situazione. Allora, collochiamo adesso, come dire, nuovamente la nostra zona residenziale proprio da questa parte. Andiamo alla grande ragazzi, che ce la stiamo cavando molto bene. Ok, vediamo di aumentare la nostra capacità di accogliere i cittadini. Ok, perfetto, guardate questo metodo per la disposizione delle strade, che è davvero molto ma molto particolare, aiuta tantissimo soprattutto in questa realizzazione. Allora, vediamo un po' di creare il nostro ambiente residenziale, perfetto, molto bene. Vediamo adesso di aggiungere, anzi adesso mi sa che abbiamo un po' di soldini, quindi vediamo di eliminare innanzitutto questa piccola stradina, ok, anche quest'altra, molto bene. Vediamo di condurre il nostro viale principale, eccolo qui, proprio vicino alla nostra zona, come dire, della residenziale. Perfetto, vediamo di aggiungere qualche altro negozio da questa parte, molto bene, ok. E vediamo adesso, vediamo se abbiamo abbastanza soldini per effettuare quel collegamento che vi dicevo, ovviamente il grosso collegamento che ci condurrà grandi quantità di turisti proprio da questa parte. Ok, vediamo di chiudere il tutto, molto bene, attenzione. Allora, vediamo come possiamo fare. Abbiamo $17.000, vediamo quanto costa il nostro caro ponticello proprio da questa parte, angolo troppo acuto, maledizione, vediamo se possiamo, pendenza stradale troppo ripida, vediamo un po' i ponti, similion non sufficienti, dannazione, ci serve ancora una manciata di soldi per effettuare questa grande opera. Allora, c'è anche qualche altro problema di salute, mi sa che dovremmo ritardare il nostro problema, quindi ci sono grandissime quantità di cittadini malati nella nostra cittadina, quindi vediamo di collocare proprio in questa zona lasciata apposta per la nostra clinica un ottimo impianto sanitario che permetterà ai nostri cittadini di dedicarsi nella maniera migliore alla medicina. Ok, vediamo di aumentare, innanzitutto di collegare questa strada proprio da questa parte, anzi no, lasciamo sempre ovviamente il flusso del traffico costante, perfetto, vediamo un po'. Sta andando tutto alla grande. C'è qualche problema da questa parte, vediamo un po', vediamo se possiamo capire più o meno quello che sta succedendo. Allora, vediamo, ci sono dei problemi di traffico, vediamo un po' che succede, vediamo se possiamo effettuare un piccolo ritocco alla nostra città. Ok, allora, vedete un po', questo è un particolare trucchetto che può aiutare la nostra popolazione a, come dire, le nostre strade nella riduzione del traffico. Allora, vedete che i nostri viali a media densità raggiungono, come dire, un intero vialetto di alberi proprio nella parte centrale. Con l'aggiunta di questa piccola strada non asfaltata daremo la possibilità ai nostri cittadini di effettuare delle inversioni a U proprio da questa parte, per evitare che debbano per forza effettuare tutto il giro da questa parte, quindi come dire andare a influenzare queste zone. Quindi questi piccoli tratti stradali permetteranno ai nostri cittadini di effettuare dei cambi di marcia sostanziali che ridurranno in maniera particolare il traffico. Quindi vediamo di collocarli anche in nuove zone, come per esempio da questa parte, dove ovviamente non abbiamo collocato nient'altro, e attendiamo quindi che i nostri cittadini riescano a destreggiarsi nella maniera migliore. Come potete vedere possiamo effettuarlo anche da questa parte, ovviamente se qualcuno ha sbagliato strada può nettamente cambiare, molto bene, vediamo un po' come sta andando, ok, vediamo se ne abbiamo la possibilità di farlo da qualche altra parte. No, per adesso sta andando tutto alla grande. Ok, vediamo di aggiungere anche da questa parte altre casette, perfetto, e adesso dobbiamo aumentare necessariamente la presenza di cittadini nella nostra città. Abbiamo creato un'area a media densità, l'area a bassa densità ovviamente verrà aumentata da piccoli campi base di acquapark, eccoli qui, perfetto, un bel acquapark è fondamentale per i nostri cittadini, anzi ho sbagliato, maledizione, dobbiamo attirare più cittadini possibili con i nostri nuovi centri ovviamente di divertimento, quindi un bel acquapark proprio qui in centro, accompagnato anche da un ottimo gazebo e ovviamente anche da una zona barbecue. Perfetto, potrete arrostire diversi come dire, anche diverse
diversi cibi. Ok, vediamo come sta andando. Ovviamente la densità sta aumentando rapidamente, questa è un'ottima cosa. Perfetto, da questa parte sta andando tutto alla grande. Vediamo, perfetto, a breve verranno, aumenteranno ovviamente le loro capacità. Vediamo da questa parte come sta andando, vediamo se possiamo far felici i cittadini che si ritrovano proprio in prossimità delle fabbriche, ovviamente delle industrie. Vediamo, un bel acquapark accompagnato anche da un gazebo, mettiamolo qui, vediamolo, eccolo, posizioniamo, perfetto, anche una zona per far andare a far fare i bisognini ai cani, perché ovviamente i marciapiedi non sono destinati a questo utilizzo. Ok, molto bene, la nostra città si sta espandendo, una nuova, ovviamente questa è la mia prima città turistica, quindi voglio vedere come sta andando, ho effettuato delle particolari migliorie, vediamo cosa succede. La mancanza di lavoratori è una disdetta, stanno arrivando, tranquilli ragazzi, come va la nostra casa da gioco? $18.000 al giorno, wow, vediamo come va per quanto riguarda il nostro pannello principale, $1.000 di specializzazione, stiamo andando proprio che è una cannonata. Allora, vediamo se possiamo fare qualcos'altro. Ok, mi sa che dobbiamo portare più turisti nella nostra cittadina, vediamo quanti turisti abbiamo in tutto, vediamo. Allora, ne abbiamo 372, stanno aumentando rapidamente, ancora problemi di traffico non ce ne sono, quindi al più presto dovremo aggiungere qualche centro espositivo, addirittura qualche opera fondamentale per attirare sempre più turisti nella nostra cittadina. Allora, vediamo quello che possiamo fare. La nostra, aumentiamo innanzitutto la velocità per capire come sta andando. Da questa parte cosa sta succedendo? Vediamo. Bertini ricambi macchine, vediamo qui, fabbrica di colla per capelli, questa sarà fatta apposta per Hitman, molto bene. Ok, anzi forse ho sbagliato qualcosa. Forse queste piccole industrie da questa parte non si potranno espandere, quindi sarà meglio limitare l'utilizzo di strade proprio da questa parte. Anzi, io direi di effettuare un piccolo collegamento proprio da questa parte, in modo tale i lavoratori che si ritrovano, eccoci, perfetto, potranno raggiungere in maniera veloce appunto le loro industrie. Ok, vediamo come sta andando la zona delle acque reflue, sta funzionando regolarmente nella maniera migliore, vediamo l'inquinamento del suolo, ok, sta andando proprio alla grande. Ho concentrato una minima parte delle industrie proprio da questa parte per eliminare tutto l'inquinamento, perché ovviamente i turisti non vorranno venire se ci saranno delle zone ovviamente molto inquinate. Aggiungiamo anche delle zone commerciali da questa parte che ovviamente non si potranno espandere, però saranno fondamentali. Allora, vediamo un po', perfetto, sta andando tutto alla grande. Vediamo un po' se da questa parte possiamo aggiungere qualche altra residenza, perfetto, vediamo un po', ok, ci sono anche altre zone, molto bene, stiamo raggiungendo la massima capacità di cittadini nella nostra città. Ok, per adesso sta andando tutto a gonfie vele. Ok, per adesso aggiungiamo qualche altra casa da questa parte, poi se ci sarà la necessità di aggiungere qualche altro mezzo sostanziale lo faremo da questa parte. Allora, spero ragazzi che questo primo video vi sia piaciuto. Stiamo iniziando quindi una nuovissima città, stiamo portando sempre più cittadini, come potete vedere le nostre roulotte ancora sono allo stadio, come dire, ancora più basso, e con l'aggiunta sempre di nuovi acquapark, ovviamente anche di nuove zone per l'espansione, come potete ben vedere. Maledizione, ho sbagliato, vediamo di raggiungere nella maniera adeguata il nostro obiettivo. Aggiungiamo un altro bel gazebo proprio da questa parte, anche un'altra bella zona per far giocare qualche bambino, eccolo qui, un bel parco giochi con altalene. Questo parco giochi aumenterà ovviamente la densità della nostra popolazione, perfetto, vediamo come sta andando, ok, alla grande. Nel momento in cui raggiungeremo una... come dire, la media densità, potete vedere che già dobbiamo migliorare le nostre strade per aumentare la densità, aumenterà sostanzialmente la nostra capacità di accogliere cittadini. Quindi vi aspetto numerosi all'interno di questa nuovissima regione, cercherò di invitare le persone che per adesso non hanno partecipato ad alcuna regione, in modo tale da divertirci insieme nella maniera adeguata. Questi piccoli edifici ancora non hanno avuto nessun compratore, quindi vedremo di aumentare la nostra influenza nella nostra campagna nei video successivi. Quindi nei prossimi gameplay vedremo come addentrarci in questo mondo del turismo ancora sconosciuto. Questa mappa potete vedere che è molto particolare, molto difficile, ma soprattutto molto divertente, perché potete vedere che bisogna ragionare moltissimo su come posizionare le strade. Un fatale errore potrebbe essere gravissimo, soprattutto per il futuro, dove ovviamente le strade saranno fondamentali. Quindi ovviamente, come avete ben potuto vedere, il nostro viale principale sarà fondamentale per trasportare tantissimi turisti nella nostra città. Ovviamente potremmo migliorare il tutto tramite l'aggiunta di nuovi ponti che verranno condotti proprio da questa parte per aumentare quindi e diminuire le possibilità di traffico, ma soprattutto la presenza del tram, come potete ben vedere, sarà fondamentale per aumentare quindi l'affluenza di turisti nella nostra nuova cittadina. Spero ragazzi che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando fatemi sapere che cosa ne pensate tramite un bel voto o un commento. Ciao a tutti ragazzi, vi aspetto numerosi, vedrò in queste ultime ore di inviarvi qualche invito per partecipare insieme a questa nuovissima campagna. Ciao a tutti da Edward Van Helgen dalla nuova Jambalaya Highland. Ciao a tutti ragazzi.